Su che ha di sapere come è un misterio. Un misterio e un miracolo in su matessi tempus, che è su misterio de sa paraula e poesia che nasce da inudda e pare che torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miracolo de sa creazione poetica, de sa lingua che nischi più de noisi e noisi non la potremmo comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuro. E su misterio e sa poesia è custo che manco los cantadores che la criana in pagos segundos ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai da esa vizzinia a sus ultimos annos. Innantis a sa gara ora d'un'occasione imparo e garoia questa funzione garoia resissi da nos un prendere sa gara su tempo nostro su siamo vivendo oggi. Questo è un po' di difficoltà che oggi in entrata in orica nostra entrano 100 contos. L'informazione di ogni maniera, di ogni grassa e disgrassa, entrata, in entrata si dice così, in entrata c'è il globo, la globalità. E in uscita il sardo, e te entra il sardo. Il sa sorronata mea, in una die, canto mentre il sardo e canto mentre in italiano. Sacchiamo su conto, è quasi tutto in italiano. Dunque sa memoria, sa mentare, è zavorrata, si può narrare, è sprena di informazione italiana. Mentre lo sardo lo chircamo, può capitare in una die, ma me lo chirco fai danno in una città, in una boia, come esperienza mia. E dunque non vesco da familiarità di questa lingua e tanto io è questo che mi ponzo sempre su. Il problema manno che mi ponzo è este. Poi te non resisti, toglie metta. Prima cabato una difficoltà di questa lingua. Che questo tipo di poesia petiti una conoscenza esecutiva veramente particolare di questa lingua, se no tu non lo gioca bene su verso. Può lo giocare bene proprio deve avere una familiarità manna, uno. Secondo, prima su canto l'unico che ascoltaias. O ascoltaias uno ballo, uno canto in re, una launedda, ma in tre sobatos quimbe cosas distintas. La distinguias e negodias de essa diversità, ma vinzas de essa appartenenza, tu cantas questa maniera a sa cultura tua. Invece come so ricca e sa mente, noi che te potremmo narrare il sardo, che è una parola che io uso mettere in italiano, è satura, è sprena, è saziata, saziata di questo esterno globale. E dunque io non ho poco da familiarità di me la ascoltare bene, della comprendere tutto, sottava, e tutto si sottava. E tanto mi sono domandato, ma è solo una questione di lingua? Caponare, se io l'acqua questa a boia in orgosolo, sono spezzino spuro a una competenza di aede e della comprendere sa lingua. L'hanno tanto di poter ascoltare bene e di comprendere bene, ponema schiembo. E te bagaro di difficoltà te manna, su tempo. Poi sottava ti petti tu un tempo, dai 38 a 40 secondi a 1 minuto e 15. Questo tempo resti sterrito e ti lo godi in questa sterrità. Che tu appartieni a una cultura del tempo che durata, che dura io su tempo, come su tempo non durata. E tu ascoltare 1 minuto, 1 minuto, a uno pezzino,
che vive di flash, cioè catta una tensione che dai momento in momento, è istantanea, non ha tempo di ascoltare, lo vediamo in scuola. E dunque la mente non è allenata a si sterrere, la mente che si sterre in un minuto, intende bene, poi intende sattere, si sterre in un altro minuto, e vince al 2 ore di sterre ascoltando, non mi resiste. Non mi resiste che ormai già la fenomenologia della percezione, il modo di intendere le cose, le parole, hanno un ritmo tale che tu non gli dai tempo, che tempo non ti ne data. Sono spesso le ore sono isso delle immagini, della macchina, non della parola. La parola è una specie di completamento. Ma le immagini che contano, hanno la grammatica e la sintassi dell'immagine che ne l'hai studiata, dai appartenenza a questa cultura. E dunque in ipotesi non solo su che banda, ma da noi che decanno. E stabilire sì, le novità tecnologiche inventano cose che non stornano in un altro modo, in una lacana che non va a debire sproschi in cuda nostra, in un territorio, in un terreno un po' più diverso, in mare, ma che tornano a schittare su verso, la parola, la poesia, noi schiamo. E ascolta, in questo, i poetas illano di adattare la lingua alla modernità. Come entrano le parole della modernità sul sistema metrico e sottava? Questo è un invento solo, però secondo me deve entrare. La lingua, noi diamo il meta che in Paolo di Costa Rica. Io non sono difensore del purismo. Il purismo è mortale. Tu devi essere persone che vive sul tempo suo. E sul tempo suo ha una forma. La forma è sul tempo. E tu devi stare intro in questo corrente. Se no non sei in forza, non vieni bene. Tu devi accettare, vinza su prestito, vinza azzardato. Vabbè, che poi prestito in italiano bisogna ammettere, può narrare. Ma ad ogni modo, secondo me, tu devi essere saido corrente, perdonarne pure carichi, cosa che al purista no, ma questo non è sardo. La lingua cammina che su tempo, e la lingua che non cammina che su tempo è morta. L'italiano la parola caritate, carità in italiano, o la parola pietà, da Dante ad oggi, è un abisso. Dunque, deve essere la lingua che si edda, la lingua che si ascolta, e mescamente posso spezzare, pro carità, te devi concedere il metta in questo campo, sui problemi che inteni si arreiano e sottava e dessa poesia. Poi chi va per una parola, pensa che stramacchiosa, non importa. È cambiato sul mondo, è cambiata l'organizzazione della società, la gente sta proillata in città, la gente sta scolarizzata, dunque su che vai da Sagara, che vede una scuola, via da una scuola, la gente imparata a battisi della Bibbia, del Vangelo, finza dei classici, dei poetas classicus, dove imparasta ascoltando i poetas in Bidda o in Sagara. E poi la gente, grazie a Dio, è scolarizzata e dunque ponai cussavati de merito sa gara du perdidi. E poi appunto non c'è prusu sul ritmo dessa vita che via da sinnau dei festas dessa vita. Cioè c'esti, ma non tieni di prusu sa proprio importanza in sa vita de ogni famiglia, de ogni bicioccu, comprendi? In orgoso is festas da sadenesi sempre proprias, e però tu da gattas che non funti prusu su un momento de unidade de tottu sa vita, no? È vero. Cambia da su mondo, sa gara finza a quando ci arrennesciti vividi in su mondo cambiau, i poetas avonti smellus a fai gusto, difatti sa gara durada, sa gara est ancora
una delle maneras de sa poesia chi tenit su pubblicu prus mannu. Toccat a donai custu, toccat a donai sempre. Pubblico più manno è sempre però veninde manco mascalmente sos giovanos. Ecco, ite si può fare mascalmente pro accurziare sos giovanos Duilio a sa gara? Ci funt Ite podemos poetas fare? che funt vende unu traballu mannu, o andant in is iscolas, po imparai sa bellesa, custa estetica, chi est un'estetica particolare, no? Andant in is iscolas, benint in facultadi a contai a is iscentis nostrus ita est custati manna de importu, duncas calincuna cosa da seus vendi totus, is professoris, is poetas, totus is sindicus, no? Calincuna cosa da seus vendi totus, però non è cussu chi toccat a fai, toccat a torrai a imperai sa lingua e duncas a sa gara torrat a bivi chi imperaus sa lingua sarda, poita ca ingunis c'esti s'aschisorgiu mannu de sa lingua. Sono d'accordo e dunque in questo grande ora l'università, su sindaco, dunque sa politica, può dare regalo alle cose e plus di su esta ende e t'ha fatto ma mascalmente te può fare tutte queste istituzioni si siamo nominando Duilio. In su università di sa gara non s'esti studiata mai. Forse in calincunu momento in Sassari, quando ci via da Nenardo Sole e quando ci via uno scanto de intellettuali chi anta comprendi o s'importo de sa gara. E in Università de Casteddu moi teneus una scuola de etnomusicologus mannus, Ignazio Macchiarella, Luzzu, e issus in donni anno, in donni cursu chi stionant de sa poesia improvvisata, de sa poesia orale, prus in generale, e sa gara però c'esti sempre, poita sa gara inottada esti unu dei logus prus votis de su sistema literario sardu. È un tempo venidore di sa poesia, come te lo visto, come te immagini da noi inventando sa poesia improvvisata? Ma io credo che fino a quando si questiona da su sardo sa poesia non ha da sparessere, mancaia da cambiare, però me da sfutti spantato, ormai non devo punti più su poeta de una, ma è sempre più cosa che naranta quando si è morto Gavino Contini. Quando si è morto Gavino Contini, sa gente naraia, Gavino, su poeta, su leone, su artista, su mastrumanno. E poi punti si usa a cantare Piras e Tocconi e tutti gli altri che punti beniuso il fatto. Oggi teniamo una fortuna manna a parer mio, che non è mai capitata. Cioè, oggi i poetas che cantano in palco funt medas. Bernardo Zizzi, Pazzola furono del sub-28 e del sub-29. Maria Dumasala del su 35 e zio Francisco Mura del su 33. Francisco Sale de questo anno 78. In anni 50, 50 e 60, praticamente a cantare non avessi un emmus. Su poeta oggi che canta de Bruno in Sardegna, Bruno Agus, è del su 57, ma in anni 40, poetas che antica degli anni 40, non canta un emmus. Quindi, questo è che ancora sa poesia erbia, su che manca da a parer mio oggi esti, sa gente che ascolta e comprende de poesia, e scusto su danno, e può comprendere poesia. Prima di tutto tocca a comprendere su sardo, e poi a entrare sul mistero de sa poesia, che non è una cosa facile, però questa cosa si può cercare da spainai fino a secondo un programma culturale, può donare un aiuto a regione, come tanti fatto altre nazioni europee. Tu pensi su che succede in Spagna, nei Paesi Bascos, sa lingua di sparessia, è tornata a entrare in scuola, il giovane è tanto apprezzata, e sa poesia estemporanea basca, oggi l'amma da ascoltai una gara di Bertolari, sai c'è l'amata, accodi di un montone di gente, prenditi i palazzetti su sport, cosa che non succede in noi. Io ho avuto un'esperienza a terra basca, quando non siamo andati a Schindi Unigi, e abbiamo visto tutto il travallo che hanno fatto, adesso che ho potuto comprendere, però io sono arrivato a un punto meta per un malo del nostro.
La cosa che invece potet essere comuna e bidiat essere speranza chi succede in che puru est la dignità culturale e su chi ha rappresentato a un certo punto la gara, che poi la gara si è salvata curiosamente in una forma argomentativa per simile a nostra e per adesso temas e tutto, che l'hanno fatto una pandela della cultura soro. Ecco, dessa limba è una cosa nuova che si rinnovata ed è non passata, ma una cosa che può dare futuro. Questo per me non è se può sagare in Sardegna, ma è in generale sul modo di vivere la cultura e la lingua. Io sono convinto, per come la penso io, di questo, che si fidia di mantenere la cultura nostra, colata e sandela di piccare coscienza di rinnovare la cultura nostra e della aiutare a livello e a grabbo di si confrontare chi sa satera la cultura a su stesso livello. L'idea della riserva indiana, che noi siamo sempre scudos, che siamo abbarratos, firmos, io ho una verità, cantando, siamo anni che siete a cantare. Poi è un usinno questo che però bonare a tutti, poi sempre a bonette. Su bonette mica l'appo pesato, che mi piace talupone, ma che mica sono fatto di questi stereotipi che mi nariano, il cappellino della tradizione, porco mi pare quasi una forma di folclorizzazione mala, per le immagini. Mi canzuta a su punto caponato, basta, non ne ponzo più su. Come su zero che va fritto, nel vero mi lo ponzo su bonette, se no non me ne ponzo. Ma è quasi una reazione, è una controreazione a una situazione particolare. Ma questo l'ha ponato, tornando dai suo vestire, a sa sostanza, in cui dobbiamo piccare queste cose che in coscienza e la riucare a oggi. Se riusciamo a fare questo a livello per di dignità e di coscienza del suo valore nostro come popolo, ecco che in cui tanto la cosa andata dennanti interessata bessa gana della manizzare. Se tu invece resti una cosa che li serra in quell'ambito di anticorio, di cose che oggi magari non hanno motivo di essere o di essere vivite in questo modo, tanto rischia di che la morrerai. Se tu riesci a dare a valorare queste cose, a dare dignità, e quando tieni dignità e sei sicuro di su che sei, dei suoi valori tuoi, queste cose ti accambale speri in altro campo. È una redenzione generale a livello del popolo. Non è una cosa che la poesia è andata contro suo, o la lingua un attero, o tenore un bicco, o per la produzione materiale, artigianale a satero. No, è tutta una coscienza del popolo. De su che abbiamo creato, teniamo e dobbiamo essere in grado di mandare addennanti e abbarrare noi e confrontare nostri su resto. Ma questo che narrare a fare vivere queste cose che naturalezza, a la ponere a grabbo de sosatero, a la fare entrare in sar maniera comune di vivere l'arte. Non è facile per esarre uno delle scuole, è importante, dai minore a fare dare dei personaggi e tutto. Però su che è difficile perché tornare a su comincio, è a tornare a creare quella naturalezza di suo canto, ma non solo della poesia, tutta la musica sarda pure in questa maniera, è orale, veste queste specie di lampo di genialità del suo momento, della creazione di istante che è e non ha essere proprio uguale, è sempre stato nuovo. Questa è la cosa che a me mi dà più fastidio, ma commentare che tu a pensare che è una cosa vezza, una cosa come tanto di stereotipi che bisogna, roba posente vezza, no, è più nuova di questa, è scommente la vivere, ma è tutto un modo nostro di hackere dessa musica, potremmo narrare sarda in questo caso, e la poesia è musica e poesia. Bessa coscienza per a livello universitario, oggi si ha che meta, è stato aperto un corso di etnomusicologia di poesia in Castello, sopra la gara e tutto, va tanto per docenti sensibili che si interessano a queste cose, però sono iniziative armeta spinta a su personale, non di una coscienza, a vero che batte una volontà di come tornando a Sorbasco, di andare una pandela di questo in generale, di questa identità nostra, per poter scompetere che su futuro. Ecco, ma canto
travallo bitistato, andare a studiare i succhi i sagara, a comprendere sopra la lingua, a formare docentes, a formare personale in tundi a tutte queste cose pure, ma sempre fai danni esercizi dell'ambito come della cultura del suo canto, cosa che si può poter fare in tanti altri settori. Ecco, questo per me deve fare, abbi credere. Poi le cose a volte spiegano in direzione di chi non si settano, non si iscritti andando a provare a bere il canto di questa maniera di cantare, esatta a mantenere, commenta andare adelante, però è sempre mezzo di che morire. Questo è spacco, ma sicuro. Ci riuscimmo a inventare un modo di estendere l'accento che appassiona questo. A me mi pare una perdita, una perdita della cultura tradizionale, la perdita della poesia improvvisata, di verso leato a Bolo, una Rai a Paolo. Per me è una perdita, ma bisogna inventare qualche cosa. Quando di fronte a me la gente gratta m'ho fatto sta gara improvvisata.